65enne ex agente della polizia locale in pensione da poco se l'è vista davvero brutta la notte di Capodanno. Prima si è ritrovato un petardo Sinner lanciato contro la sua auto nuova fiammante, con danni quantificati in oltre 10.000 euro. È definito la bomba Sinner perché è rivestito di carta arancione come i capelli del noto tennista e gliel'hanno buttata sotto la macchina, facendo esplodere gli airbag e facendo saltare l'impianto elettrico. La macchina ovviamente si è bloccata. L'ex vigile, ferito e sotto shock, poi è stato anche aggredito dalla banda di ragazzi che gli hanno lanciato il petardo, tutti tra i 20 e i 30 anni, tra cui una ragazza, un magrebino e alcuni italiani. Il fatto a Mestre, alla Bissuola, in via Baglioni. E di tutta risposta si è trovato le mani al collo. Esatto, ma queste sono purtroppo delle situazioni che non dovrebbero succedere. Al vaglio della polizia locale la visione delle telecamere di videosorveglianza lungo la strada in cui si è verificato il fatto per capire la dinamica dell'accaduto e identificare uno ad uno gli autori del lancio della bomba Sinner. È un atto delinquenziale di suo, dopodiché questi non hanno il senso della misura. Già identificati e denunciati invece al Tribunale dei minori bulli, tutti minorenni, che in centro a Mestre, tra il piazzale Donatori di Sangue e Piazza Barche, hanno lanciato in aria quanto incontravano lungo il loro passaggio, tra tavolini, sedie e fioriere, sequestrato un macete oltre diverse dosi di sostanze stupefacenti. Due infine i DASPO emessi a Venezia di 48 ore nei confronti di altrettanti turisti americani molesti perché decisamente ubriachi.